Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento con questo spazio dedicato ai diritti dei cittadini. Saluto subito l'avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, avvocato. Bentrovati. Anche oggi parleremo del reddito di cittadinanza, Navigator, vedremo se ci sono delle novità, perché ancora c'è tanto interesse appunto per pensione quota 100, reddito di cittadinanza da parte dei cittadini, però vorrei iniziare con un'altra notizia, perché in questi giorni abbiamo visto delle immagini terribili grazie alle telecamere piazzate in asili ed RSA da parte degli inquirenti, quindi Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, che sono intervenuti dopo le denunce dei familiari, insomma, sia dei bambini sia delle persone ospiti di alcune RSA. Allora, il Codacons interviene su questa vicenda e lancia una petizione affinché siano disposte, siano messe le telecamere in tutte queste strutture, quindi negli asili, nelle scuole e appunto nelle RSA, proprio per tutelare, no, le persone, i soggetti più deboli in questo caso. Sì, è partita la petizione nazionale. Petizione che cosa significa? Per stimolare il legislatore, quindi il Parlamento, a legiferare in materia. Perché ci siamo mossi? Perché abbiamo osservato che tutti questi spiacevolissimi episodi sono stati diciamo, scoperti e quindi censurati, puniti soltanto perché c'è stato l'impulso di qualche genitore lungimirante che ha ascoltato bene il figlio o il parente che è ricoverato in una RSA e quindi accortosi che qualcosa non andava, ha fatto denuncia e poi l'autorità giudiziaria ha provveduto a filmare e poi a bloccare diciamo, quei fatti illeciti, quelli di violenza certo. vera e propria sia sui minori che sugli anziani. Noi abbiamo preso atto di una semplice cosa: non è possibile che le telecamere siano installate sulla via pubblica e come si esce dalla via pubblica è un limbo dove diciamo, la normale convivenza civile non esiste e quindi stiamo parlando proprio delle strutture dove quotidianamente soggiornano sia i minori per quanto riguarda gli asili e sia le persone anziane nelle residenze sanitarie anziane, nelle RSA. Strutture a cui vengono affidati proprio questi soggetti? Sì, noi affidiamo perché diamo, naturalmente facciamo affidamento. Diciamo nella istituzione, in questo caso istituzione scuola che sarebbe gli asili, e nell'istituzione sanitaria perché pensiamo che entrare in un ospedale, in una clinica e quant'altro sia già di per sé stesso sinonimo di sicurezza, così abbiamo visto che spesso non è. Noi invitiamo tutti i cittadini telespettatori online ad aderire alla petizione, quindi o andando sul sito del Codacons www.codacons.it e aderire a questa petizione, perché più siamo, questa è una battaglia sociale ovviamente, quindi non guarda è apartitica naturalmente, certo, come tutte le battaglie di solidarietà sociale. Quale è questa? Per cui invitiamo tutti quanti perché è una battaglia che si deve vincere, cioè la trasparenza. Queste istituzioni devono essere di vetro, trasparente. Certo, quindi non ci devono essere luoghi chiusi dove le persone più deboli, in questo caso bambini e anziani, non hanno la protezione. Ecco, quindi soltanto con la trasparenza, proprio trasparenza. Quindi chi non ha nulla da nascondere non avrà difficoltà a far installare le telecamere. So già che sono tantissime le persone che hanno aderito a questa petizione proprio perché, come proprio dicevo, un successo, perché sì, sono, diciamo, ripeto, sono battaglie di solidarietà.
Certo, quindi speriamo che davvero poi si possa arrivare all'obiettivo finale, quindi per tutelare questi soggetti più deboli proprio ci sia la presenza costante, quotidiana della telecamera che documenta tutto quello che avviene, quindi anche diciamo un deterrente, ecco, diciamo così, per quelle persone che magari operando in queste strutture dove ci sono soggetti deboli e bisognosi di cura e di attenzione magari attuano dei comportamenti come quelli che purtroppo abbiamo visto, no, in queste immagini che poi sono state diffuse dalle forze dell'ordine. Sì, ripetiamo, chi nulla ha da nascondere non avrà, diciamo, perché i problemi sono soprattutto di privacy, però Certo. chi, ripetiamo, per queste motivazioni, chi non ha nulla da nascondere, nessuna istituzione, diciamo, obietterà problemi di privacy. Chi nulla ha da nascondere non ha sicuramente paura o timore che ci sia una telecamera, no? Che Certo. filmi il proprio agire. Anzi, è una garanzia anche per la struttura. È Ecco. una garanzia per la struttura e soprattutto per le persone che affidano i loro cari, minori o anziani, alle cure. Bene, quindi era necessario, Era doveroso invitare tutti quanti, perché poi, a parte l'iniziativa che già ha avuto molto successo, poi ci vuole anche un moto da parte dei cittadini, perché queste iniziative devono essere aiutate. Certo, sicuramente, quindi non ci si può solo scandalizzare quando c'è l'episodio singolo, perché purtroppo è un fenomeno che riguarda tutto lo stivale. Ecco, abbiamo visto degli episodi terribili che si sono registrati qui in Calabria, ma ne abbiamo visti anche in altre parti d'Italia, quindi davvero è una battaglia di civiltà, quindi bisogna andare oltre, dare quindi questo segnale concreto. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Salve, da Siamo dove? da Cosenza. Da Cosenza, benvenuto. Grazie. Una domanda all'avvocato per il reddito di cittadinanza. Prego. Ho chiamato al numero verde dell'INPS e gli ho dato il mio numero di protocollo che mi hanno inviato tramite SMS. Loro hanno detto che riescono a vedere che manca il modello SR, ma non mi ricordo il numero. Io ho presentato la domanda tramite l'ufficio postale, ci ho messo il modello ISEE, il CUD, ci ho messo tutto quello che, perché faccio anche la dichiarazione dei redditi, in quanto io lavoro, però ho una figlia, ho una moglie con invalidità e l'ho fatta, ovviamente dichiarando tutto quello, anche perché con l'ISEE ci rientro. Ma niente, dall'SMS sono passati circa 3 settimane, non mi è arrivato più niente. Tramite questo numero verde dell'INPS mi hanno detto così, però ancora non mi hanno fatto sapere niente, né mi sanno dire niente in pratica. Secondo l'avvocato la devo andare a rifare la domanda alla posta e la faccio fare a nome di mia moglie, come forse è sbagliato a farla a nome mio, questo volevo sapere. No, manca un documento, secondo quanto ci ha detto lei. Quindi. Il problema è che un componente, il nucleo familiare, che accede, fa domanda per il reddito di cittadinanza, naturalmente non è che ne può fare un altro per un altro componente, perché l'effetto dell'accoglimento della domanda del reddito di cittadinanza ha i suoi effetti su tutti i componenti del nucleo familiare che siano utilmente collocabili al lavoro. Quindi naturalmente se c'è marito e moglie che sono in età lavorativa, se lo fa uno la domanda, naturalmente i riverberi positivi, naturalmente, quindi quelli della chiamata per collocamento al lavoro, eccetera, eccetera, c'è su tutto il nucleo familiare, per cui non potete voi, ne fate fare una a vostra moglie, no, perché poi rischiate che nessuna delle due vi viene accolta. Quello che diciamo sempre, è vero che si può fare la domanda di reddito di cittadinanza sia direttamente alla posta o anche direttamente all'INPS. Noi abbiamo consigliato, andate all'intermediario istituzionale, cioè i CAF. Per quale motivo? Perché i CAF, esattamente, siccome è il front office di queste domande di reddito di cittadinanza come di pensione di cittadinanza, prima di inoltrare online la domanda, vi fanno naturalmente una scrematura dei documenti che devono essere allegati o, se manca qualche documento, di integrare. Adesso, se vi è stato detto a questo numero verde che vi manca un documento, voi portate la domanda che avete fatto con i documenti che avete allegato a un CAF, in modo che vi vede la documentazione che avete allegato e se c'è
bisogno di integrare con lo stesso mezzo con cui avete mandato la domanda di cittadinanza, facendo riferimento a quel numero di protocollo, integrate la documentazione, però fatela vedere prima un CAF. Certo, Sempre questo è il consiglio, perché è vero che avete non soltanto il requisito reddituale, quello che vi permette di accedere, ma se voi avete richiesto, per esempio, il contributo per pagare il canone di locazione o la rata di mutuo, è ovvio che dovete allegare i documenti probanti questa spesa che voi avete. Se la dichiarazione dei redditi ci vuole il modello, torno a ripetere, la fotografia 2019 del reddito che voi col reddito ISEE è la fotografia dei vostri redditi 2017. Per cui, ecco, recatevi a un CAF e verificate se quello che avete mandato come documenti, in base alla risposta che vi hanno dato, bisogna integrare o meno. Se bisogna integrare, stesso mezzo integrate, facendo riferimento al numero di protocollo. Quindi si può sanare, diciamo, questa Si sana, sì, ecco. perché ecco, si sana, però chi esattamente ha già preso consulenza lo può fare anche online da casa propria. Certo. Scansiona tutti i documenti e invia. Può andare alle poste, può andare all'INPS, però deve essere sicuro e deve essere certo di quello che allega. Quindi ci sono se no, si fa professionisti tramite nei CAF, CAF in modo che insomma fanno questo lavoro tutti i giorni. Fanno tutti i giorni questo lavoro, per cui la sicurezza, c'è questo intermediario istituzionale che è il CAF e uno è sicuro. Certo, quindi in questo caso, per rispondere al nostro telespettatore, Può non c'è sanare, però se sa esattamente che cosa deve integrare, altrimenti si rechi a un CAF che gli dicono esattamente che cos'è che deve integrare. Tutto chiaro? Non so se è ancora in linea. Senta, buonasera, senta, io sapete però come la penso, innanzitutto vi ringrazio. Quando il governo, lo Stato, una cosa non la può fare, è inutile che si metta avanti e poi strada facendo, allora perché sapete come la vedo io? Non hanno le coperture per fare tutte queste cose che hanno detto. Se ne sono già mangiati le mani e vanno trovando cavilli per cercare di far cadere, perché ovviamente poi ci perde anche la pazienza di andare dietro a tutte queste cose. Documenti di qua, fai quello, ricordati, porta avanti e indietro. Sono studiati apposta per scoraggiare i cittadini. Questo sapete che ci può andare indietro? Chi non fa davvero niente nella vita, che campa di queste cose. Che campa di queste cose. Io vi ripeto, ve l'ho detto, noi speriamo che queste misure aiutino qualcuno invece. Allora, le coperture al momento ci sono. Al momento ci sono, speriamo che aiutino qualcuno che ne ha veramente bisogno. Ecco. Poi per quanto riguarda il caso specifico, se manca un documento non è una cosa difficilissima da fare, cioè integrare questo documento, proprio perché per questo noi consigliamo di andare dal professionista, dal CAF, perché magari loro avrebbero detto prima di inoltrare la domanda, guardi, deve allegare questi documenti, così si sarebbe perso meno tempo, ecco, diciamo così. Va bene, grazie per aver telefonato, e proprio sperando che queste misure, Avvocato, possano davvero centrare l'obiettivo finale, che è quello di dare chiaramente una mano, no, alle famiglie, alle persone che si trovano in difficoltà, ma consentire, no, a queste persone che un lavoro non ce l'hanno, che cedono al reddito di cittadinanza, che davvero possano essere inseriti proprio nel circuito, nel mercato del lavoro. E c'è questa figura fondamentale, importante, no? Ne abbiamo parlato ormai da diverse settimane, quella dei navigator che ancora però non ci sono materialmente. Ancora ricordiamo che i navigator sono queste figure, nel disegno iniziale di legge erano 6.000, adesso 3.000 in prima battuta saranno assunti. È una società che è partecipata pubblica, che ha l'appalto appunto per la selezione, per curare la selezione di questi ausiliari che aiuteranno le persone che beneficeranno del reddito di cittadinanza a trovare lavoro, quindi affiancheranno. Sono 3.000. Dove si accede? Che secondo la legge licenziata avranno un contratto a tempo determinato di 24 mesi, dopodiché
sempre secondo la norma di legge licenziata, con le coperture economiche, saranno assorbiti. Quindi quel diciamo, rapporto di lavoro 24 mesi a tempo determinato si trasformerà in indeterminato. Sì, abbiamo una Sì. telefonata, poi concludiamo questo discorso dei navigator perché vedremo a che punto sono, no? Perché abbiamo visto da 6.000 siamo passati a 3.000 e vedremo insomma, quando poi cominceranno ad aiutare le persone che cercano lavoro ad inserirsi nel mondo lavorativo. Telefonata intanto, pronto? Pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Salve, benvenuto intanto. Salve, volevo chiedere all'avvocato, essendo che ho chiamato settimana scorsa, casualmente ho preso la linea poi all'ultimo, poi non avevamo finito il discorso, per quanto riguarda le persone invalide totali. Nel mio caso io ho un fratello che purtroppo ha un'invalidità molto pesante, di cui c'è anche un accompagnamento, di cui la famiglia è composta da 3 persone. Abbiamo fatto questo reddito di cittadinanza per quanto riguarda un po' le agevolazioni e tutto il resto. Essendo che sull'ISEE, avvocato, c'è rimasto fuori il discorso della parte immobiliare, cioè in effetti quello che risulta sul conto. Essendo che ci sono dei paletti da 6.000 più ogni 2.000 per ogni familiare, essendo che sono 3 persone, sono a 10.000. Ci risulta 11.000. La questione è che una persona invalida con determinate patologie, e noi anche come famiglia ci spostiamo fuori direttamente per quanto riguarda visite e tutto il resto, mi sembra un pochettino, non hanno guardato in faccia nessuno. Ripeto, perché 1.000 euro è oltre il reddito, cioè oltre il paletto dei 10.000, cioè una persona andando fuori, avvocato, 1.000-2.000 euro se ne vanno in una giornata. Non è che possiamo mettere questi soldi, a parte che poi ci fanno la giacenza media, anche se uno le va a togliere. Voi mi avete detto la settimana scorsa che eventualmente di aggiornare l'ISEE. Io purtroppo mi ritrovo con la giacenza media, ecco qual è il discorso. Non possiamo fare questo reddito di cittadinanza per aiutare una persona invalida. Mio fratello ha lavorato una vita e si è trovato in una situazione, non è che l'ha cercata lui, però anche per quanto riguarda queste situazioni qua non si è visto nessuno. Io guardi nei caffè e vedo persone sono state discriminate anche per 2 euro, e no, è un'ingiustizia questa, specialmente su queste persone disabili gravi. Le potevano benissimo dare 100-200 euro di aumento sulla pensione. 290 euro non sono niente, avvocato, ma veramente niente. Per considerate che siamo 2 persone che la notte l'assistiamo, non è che siamo persone che, insomma, se noi dobbiamo chiamare altre persone a farci aiutare, con quali soldi paghiamo? Con 500 euro che ci danno per la pensione qua, per guardarlo, scusate perché sono un po' emozionato. L'accompagnamento, insomma, generalmente per l'accompagnamento, ecco, sì. Dall'accompagnamento ci danno 500 euro, non servono a nulla, guardate, è una goccia in mezzo al mare. Ci siamo noi come famiglia che aiutiamo dal mattino alla sera, sia noi, io come fratello, anche mia moglie, no? Stiamo dietro a queste persone perché purtroppo si paga tutto, tranne i farmaci salvavita, noi paghiamo tutto, avvocato. È una discriminazione, anche per 1.000 euro non riescono a dargli un centesimo più per aiutarli, ecco. Che dobbiamo fare, avvocato? Io ricordo la telefonata della scorsa settimana che è arrivata proprio in chiusura. Io la ringrazio la ringrazio perché è davvero un problema serio ed purtroppo riguarda tante persone. È un problema molto serio perché noi diciamo, soprattutto nelle regioni del sud, la Calabria in particolare, il diritto alla salute non è garantito né di chi sta male a queste patologie né dei familiari che li assistono, e quindi non c'è, sono veramente delle tragedie, perché proprio il diritto alla salute, perché non è avere l'indennità di accompagnamento che salva, assolutamente no, perché l'assistenza continua 24 ore al giorno è un qualcosa che chi non conosce queste situazioni non ne può nemmeno parlare. E quindi questo sta di base, quindi proprio il diritto alla cura che è venuto a mancare nel corso degli anni, così come il diritto all'istruzione e il diritto alla giustizia, per cui c'è un decadimento
proprio dei diritti costituzionalmente garantiti, punto. Questo di base, ecco, questa è la nostra situazione. A ciò si aggiunga, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che come tutte le norme giuridiche, praticamente il legislatore ha cercato di identificare gli interessi vigenti in Italia e quindi ha dovuto mettere delle regole di composizione, di fotografia e in questo caso anche dei limiti di reddito che sono per forza di cose norme proprio generali ed astratte, come, ecco, Sì, come viene detta la norma giuridica. Spesso e volentieri però questa generalità ed astrattezza il legislatore poi ci vuole molto tempo perché vada ad esaminare caso per caso. Io consiglierei che più di rigettare la domanda con motivazione non vi possono fare altro, di presentarlo ugualmente e poi su questa eccezione, su questa certificazione medica, diciamo, ecco, ditemi. Praticamente la domanda è stata già rigettata a priori, non se l'hanno presa. Ma non se l'hanno presa dove? Al CAF? Al CAF, e dice è inutile che noi la presentiamo perché non passa. Sì, ma stavo dicendo invece un'altra cosa. Noi sappiamo benissimo che i requisiti per la presentazione non ci sono. Voi avete la possibilità di presentarla sia al CAF, la potete fare alla posta, all'INPS, online, la potete... Allora, siccome il problema è veramente di socialità, nel senso che c'è una situazione grave, la famiglia, benché diciamo dalla composizione, quindi da lì, dalla composizione emerga un valore mobiliare che va oltre la disposizione di legge, ma sappiamo qual è il motivo, certamente non perché diciamo c'è un accumulo che voi fate salvadanaio, assolutamente no, e quello bisognerebbe sollevarlo il problema. Non servono a nulla perché chi esce fuori a fare una visita e si parla di Milano, Roma, dove vogliamo andare, 1.000 euro, 2.000 euro, mi se ne vanno una giornata. Non sì, è che se non avete pronta disponibilità di denaro non potete né effettuare un esame diagnostico molto particolare, né affrontare un protocollo terapeutico molto particolare. No, come funziona? Sì, però nel caso della domanda, parliamo Guardate, poi chiaramente... Io ho chiamato all'INPS direttamente al numero verde, ho parlato con un operatore, mi ha detto che attuale parole, che la domanda non si può neanche inserire perché questo reddito è alto, cioè il parte mobiliare, non immobiliare, che sono come i 6, c'ha neanche 1.400 euro, avvocato, quindi siamo proprio una miseria. È una questione che ci sono 4 soldi, parliamone proprio, non voglio essere una persona macabra, non servono neanche per morire, onestamente parlando. Ecco qual è il discorso. Guardate, una persona che si discrimina perché hanno 2 soldi in più e andando fuori a fare una visita è una cosa veramente indegna, specialmente per una persona che ha pagato i contributi e una persona che ha sempre lavorato e non ha chiesto mai niente a nessuno, non ha chiesto lui di essere malato. Quindi, e purtroppo è capitato, è stato un errore di lavoro, però lo sta pagando lui e lo stiamo pagando noi come famiglia. E lo Stato in queste persone non ci ha messo neanche un centesimo. Cioè nel senso che fino a quando mio fratello ha avuto i soldi da poter pagare, che le visite le abbiamo potute pagare, le abbiamo fatte. Adesso che abbiamo tutte queste situazioni, come ce l'ho io, ce l'hanno tantissime persone perché ce l'hanno abbandonate proprio nelle famiglie. Cioè a dire 500 euro li volete provare, che non ci interessa più niente a noi. Ecco quello che è successo. Guardate, la pensione di 290 euro. Sì, se voi avete la documentazione che avevate già preparato per effettuare la domanda, noi ci possiamo fare carico di spedire questo che voi avete con una relazione che si spiega molto bene il caso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, naturalmente, che è quello che ha licenziato il promotore di questa norma sul reddito di cittadinanza, perché praticamente ci sono casi particolari e casi particolari devono essere trattati in modo particolare. Quindi un'altra strada, ecco, diciamo un'altra strada, ma andiamo direttamente per sollevare, perché non siete soltanto voi in Italia ad avere questo problema. Ecco.
Vabbè, era giusto per avere anche una vostra opinione, ecco perché... No, l'opinione è questa, ci possiamo fare parte attiva, ecco, noi, come no, il vostro quindi come caso associazione di consumatori, quindi direttamente come associazione di consumatori, direttamente alla fonte, perché ripeto, casi particolari devono essere trattati in modo particolare, certo. Perché in Italia non siete soltanto voi a vivere questa situazione, ma molte purtroppo tante altre persone che si trovano escluse perché incolpevolmente e non perché hanno accumulo di denaro. Chi è intorno a queste persone, ecco. Va bene, Allora, Avvocato, vi ringrazio tantissimo. Comunque ha capito, insomma, l'associazione, il Codacons è vicino a lei, quindi con la sua documentazione si può tentare questa strada, quindi non l'accettano all'INPS, non viene inoltrata attraverso il CAP. Io l'ho chiamato anche all'INPS a Roma. Direttamente Sì, al Ministero. si può tentare chiaramente questa Direttamente strada. al Ministero. Va bene, quindi ha capito, quindi si può mettere in contatto. Sì, non ho capito perfettamente, ci mancherebbe. Perfetto, poi vedremo, Avvocato, Certo. se si riusciranno ad aprire questa certo. strada e far capire, chiaramente poi le norme sono quelle. Aveva promesso che per fine anno qualcosa la davano a queste malate, a queste persone che sono invalide. Fino adesso non si è avuto nessuna risposta. Ecco, sono state persone abbandonate. Questo è il discorso. Pienamente d'accordo. Io la devo salutare perché devo dare la linea alla Grazie regia. a voi, vi Però, ringrazio. insomma, questa è una vicenda, come dicevo, che interessa la famiglia la sua famiglia, Andrà seguita. andrà seguita perché bisogna aprire uno spiraglio, Noi abbiamo messo davvero. avvocati, abbiamo messo di tutto, poi le istituzioni ci fanno i paletti, se non andiamo oltre. Ecco, questo è il discorso. Tentiamoci. Vi ringrazio. Grazie, grazie a lei, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Beh, Avvocato, la telefonata che abbiamo ricevuto prima di andare in pubblicità, insomma, ha aperto davvero un dibattito che tra di noi è andato avanti anche durante la pubblicità, perché in effetti ci sono delle situazioni davvero molto difficili, molto gravi. Diceva bene il signore che ci ha chiamato prima, quando si ha una persona da assistere H24, anche se si ha l'indennità di accompagnamento, non serve a nulla se non c'è una famiglia in grado di aiutare, no, questa persona che si trova in difficoltà. È negata l'assistenza, però ce ne dobbiamo rendere conto. Ci dobbiamo anche rendere conto che problemi di socialità, che questo naturalmente, la solidarietà sociale si vede dai fatti, come le persone che hanno bisogno di assistenza, l'invalidità al 100%, chi ha diritto purtroppo ad avere l'indennità di accompagnamento, quindi significa che è allettato, in tutta Italia la malattia è gravissima, nel sud è peggiore, perché nel sud si vivono male tutti questi problemi perché c'è ancora meno Stato al sud, quindi le politiche sociali sono abbandonate, per cui questo deve far riflettere. E le famiglie sentono che manca, cioè le famiglie che vivono quotidianamente il problema, sentono che mancano magari strutture adeguate, supporti, aiuti, anche psicologici, perché avere a che fare, no, con una persona disabile. Pensiamo ad esempio a malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, che purtroppo sono degenerative. Se non ci sono le famiglie, le persone muoiono. E ripeto, queste disgrazie al sud sono ancora, cioè si vive, è tragico il sud, anche nella stessa malattia, perché c'è meno assistenza, meno Stato e meno un po' tutto, meno servizi. Quindi bisognerebbe un poco vedere se in Italia c'è bisogno di sud e soprattutto che c'è bisogno di più sud in Italia, però bisogna farlo veramente. Certo. Non so se abbiamo una telefonata. Pronto? No, avevo visto male. Allora, chiaramente questo è un argomento... È un argomento molto, ecco... molto ampio, però insomma c'è questo impegno dell'associazione Codacons di aprire questa breccia, no? Quindi parlare, interloquire direttamente con chi la legge l'ha fatta, perché noi lo sappiamo che la legge è per vie generali, chiaramente non può riguardare il caso singolo, l'abbiamo studiato a scuola, lo viviamo
chiaramente tutti i giorni, però bisogna aprire una finestra su queste situazioni che non interessano solo il signore che ha chiamato prima, ma interessano tantissime persone. Interessa tutta Italia, come abbiamo ricordato anche la prima casa che non deve fare, cioè non deve essere base anche per la certificazione ISEE. Moltissime persone si trovano una prima casa, sforano il reddito e praticamente non entrano in questa misura. Quindi ci sono degli accorgimenti che la vita reale insegna che esistono, quindi non si può dimenticarli. Chi ha la sfortuna di aver ereditato una casa e ha poca, diciamo, disponibilità di denaro è escluso da queste misure. Quindi ci sono degli aggiustamenti che sarebbe opportuno fare. E poi chiaramente il cittadino che si trova in questa situazione la vive come un'ingiustizia. La vive come un'ingiustizia perché anche nella povertà c'è differenza. E non è possibile. Abbiamo la telefonata? Pronto? Sì. Eccoci. Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Caccuri. Benvenuto intanto, prego. Volevo fare una domanda al gentilissimo avvocato. Prego, l'ascolta. Io sono in una comunità. Siete in una comunità? Sì. Una comunità religiosa o di... No, Don Mazzi. Sì. Ah, perfetto. Okay. Volevo chiedere all'avvocato, ho 50 anni, e volevo chiedere se potevo fare la domanda come... reddito di cittadinanza? No, quell'altra. No, pensione no, perché siete in età utilmente collocabile al lavoro. Io sono ragioniere, quello che trova lavoro. Ah, per fare il navigator? Il navigator, sì. Ah, ecco, per accedere al bando, questo voleva sapere. Volevo sapere come si deve fare. Allora guardate, voi potete senz'altro, siete in età per fare anche il reddito di cittadinanza, quindi quello che... Io... Sì, diceva? Cioè, ho capito, però dato che sono ragioniere ed esco fra un paio di mesi da questa comunità... Sì, ma voi siete ragioniere, scusate, laureato o no? Vi faccio la domanda perché se avete la laurea... Ha solo il diploma. E allora non potete, perché fra i titoli necessari, minimi, indispensabili per accedere... Laureato, ho capito. È la laurea, per cui se non l'avete... Non lo posso fare. Non lo fate. Secondariamente siete naturalmente in età per accedere naturalmente al reddito di cittadinanza, quello vi sto dicendo. Siccome siete in comunità, non è sicuramente il caso vostro, naturalmente non dovete avere precedenti penali, ecco, che da poco... No, io sono per il gioco. Per? Ludopatia? Sì, ho capito, mi avete detto la comunità, però diciamo tratta anche altre problematiche sociali. Vabbè. Siccome per accedere al reddito di cittadinanza naturalmente bisogna avere la fedina penale in un certo modo, perché altrimenti non si accede, questo è un requisito. Ludopatia non c'è nessun problema, fate la domanda perché non è... Non è un ostacolo. Non è assolutamente un ostacolo, non è assolutamente un ostacolo, per cui quello che vi invito, recatevi a un CAF, vi fate esattamente, analiticamente dire la documentazione che dovete presentare e inviate la domanda. Chiaramente se hai i requisiti di reddito, Se hai Avvocato, io sono divorziato da 8 mesi però, Divorziato da 8 mesi. Se siete divorziato da 8 mesi, quindi non dopo settembre 2018, rientrate perfettamente. Prima non siete in periodo sospetto, perché il periodo sospetto, che non significa che vi rigettano, è il 24 settembre 2018. Se vi siete separato 8 mesi fa, separato legalmente o di fatto? Sì. Legalmente. E allora siete a posto. Chiaramente se ci sono... Però non ho una residenza, quindi... Semmai mi ospita mio padre che è un pensionato, posso farlo? Lei avrà... Ma voi attualmente dove siete? Presso la comunità? Sì, però e fra allora 2 mesi esco. Quando? Fra 2 mesi 2 mesi. Voi fatela adesso. Poi, come sempre, voi dovete farla dove siete ora. Quindi voi siete presso la comunità per motivi vostri. Quindi siete domiciliato lì. Nella domanda mettete che siete presso la comunità Don Mazzi, eccetera, eccetera. Dove siete va benissimo.
E praticamente l'unica accortezza, che però il CAF ve lo dirà, è che fra 2 mesi, quando uscirete dalla comunità, entro 30 giorni, dopo i 2 mesi, no, voi fra 2 mesi uscite, dopo che siete usciti, entro 30 giorni, dovete comunicare recandovi presso il CAF dove avete fatto la domanda e comunicate che non siete più nella comunità, ma adesso siete e vi andate a collocare in un altro luogo. Quindi Semplicemente tenete presente. Avvocato, volevo chiedere, dato che vado ad abitare da mio padre, Sì. che ha una pensione sociale, porta problemi? Questo volevo sapere. Allora, la pensione sociale ovviamente non porta problemi, perché se voi, allora, se entrate nel nucleo familiare di vostro padre, non dovete superare i 9.360 euro. E non li supera mio padre, Sì, ma perché voi, è solo. sì, allora, adesso voi non vi preoccupate, fatevi i 2 mesi qua, nel frattempo fate la domanda per reddito di cittadinanza, appena uscite ve ne andate da vostro padre, comunicate entro 30 giorni che praticamente non siete più in comunità ma siete e lo comunicate e il CAF vi dirà la documentazione che dovete produrre. Se vogliono l'ISEE del nucleo familiare, se entrate nel nucleo familiare di vostro padre, lo presenterete che tanto se ha una pensione sociale siete esattamente nei requisiti. va bene? Grazie, gentilissimo, avvocato. Figuratevi, in bocca al lupo. Grazie tanto. Grazie a lei. Quindi c'è interesse per diventare anche navigator, ne stavamo parlando, abbiamo detto da 6.000 adesso passano a 3.000, si può C'è accedere. interesse perché, a parte che è un'occasione, perché, ripeto, è un contratto a termine di 24 mesi e praticamente dopo i 2 anni, secondo le coperture economiche, verranno stabilizzati, per cui diventeranno dipendenti pubblici. I 24 mesi sono retribuiti a 1.700 euro al mese, oltre contribuzione. Quello che devono fare è che fare la domanda sul sito internet di ANPAL SPA o sul sito reddito di cittadinanza, ci sono tutte le indicazioni. Fino ad ora ANPAL SPA ha selezionato la società che provvederà a selezionare i navigator. Quindi si deve fare la domanda, poi ci saranno le forme di chiamata di tutti questi che hanno, diciamo, fatto domanda per diventare navigator, si espleteranno queste prove proprio come da regolamento di concorso e praticamente poi si farà un corso professionalizzante, dopodiché entreranno nella pienezza delle loro funzioni, quelle di accompagnare al lavoro coloro che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza. Bene, tra poco poi, fra qualche giorno, insomma, abbiamo visto che... Porteremo i modellini, naturalmente daremo anche istruzioni perché è un'occasione questa, perché come prima tranche 3.000, poi ce ne saranno altri, per cui è un'occasione di lavoro. Ecco. Certo, anche per i navigator. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Dalla provincia di Lamezia, buongiorno. Benvenuta, prego. Allora, io volevo chiedere all'avvocato una curiosità. Io sono un'inquilina che dal 2013 abito in questa casa e non mi ha mai fatto il contratto la proprietaria. Un contratto? Non ha mai avuto contratto la signora? No, perché siccome abbiamo preso 2 appartamenti, uno io e uno la mamma. A mamma gliel'ha fatto, a me mi ha detto tanto sei sempre la tua mamma, che te lo faccio fare. Anche perché doveva spendere le spese del geometra per fare l'abitabilità, tutte queste cose qui non le ha volute fare. Ora, faccio presente che mamma sono 2 anni, quasi 1 anno e mezzo che è una casa di riposo e la casa gliela sto sempre tenendo in atto, però 4 anni fa è morta la vera proprietaria, cioè la mamma della signora che ha affittato l'appartamento, ho capito, la figlia era quella. È morta la mamma e a mamma gli hanno fatto un subentro fasullo, perché al momento che sono andata a registrare l'anno scorso nel 730 il contratto d'affitto non si poteva registrare perché era fatto online, cioè non è stato fatto all'ufficio delle entrate, capito? Allora anche mamma è caduta, perché questa casa mamma ha avuto 2000 disgrazie perché purtroppo
mamma, si è rotta le vertebre una volta, non ti l'acqua, perché faccio presente che l'acqua non è bevibile, cioè è a ferro, cioè a calcare, per cui la davo io l'acqua a mamma, l'ho sempre data io, sia per cucinare, sia per lavarsi. So, mamma, una volta si è rotta le vertebre, la seconda se l'è lussata. Se ci fate la domanda, noi, io ecco. adesso è subentrato il fratello nell'appartamento mio, cioè che era della sorella, e vuole l'appartamento. Insomma, la sta mettendo alla porta, insomma. Sì, mi sta mettendo alla porta del contratto, non ce n'ho. Allora, cosa posso fare? Allora, abbiamo chiaro, insomma, qual è il... Sì, allora, per quanto riguarda voi, sì, naturalmente non avete il contratto di locazione, ma questo non è un problema, perché basta che vi recate presso l'Agenzia delle Entrate, dite la vostra situazione, chi è il proprietario, quali sono i termini economici, quindi il canone di locazione che pagherete sicuramente a nero, no? In denaro contante, immagino, io ho pagato, allora, all'Agenzia delle Entrate, e l'Agenzia delle Entrate... Avvocato, mi perdoni se lo interrompo, io fino al 2015 ho pagato con ricevute normali. Allora, per trasformare la situazione vostra da irregolare a regolare, vi potete rivolgere presso l'Agenzia delle Entrate. Ok, va bene. Perfetto. Dopodiché che avete perlomeno regolarizzato o è consenziente o meno il proprietario, voi andate per la strada vostra. Dopodiché, se ci sono delle pretese dall'erede, diciamo della titolare, della proprietaria che è deceduta, poi lì si va a vedere, no? Caso per caso. Per cui esiste nella normativa che regola il contratto di locazione uso abitazione che se il proprietario o il figlio per bisogni abitativi dimostrabili che devono essere dimostrati ha bisogno dell'abitazione, può recedere dal contratto, sempre nelle forme di legge, prima della scadenza naturale. Però tutte queste cose io vi consiglio di rivolgervi, voi siete di Lamezia, andate presso un'associazione di consumatori e naturalmente vi fate seguire da un tecnico, da un legale, perché diciamo ve le ho dette in parole naturalmente in modo molto semplice, sintetico, però se anche vi fate seguire da un tecnico, ecco, è meglio, ecco, fare queste cose che vi ho detto, seguite qualcuno. Quindi, in poche parole, il contratto vostro che non c'è non significa nulla perché ve lo andate a regolarizzare da sola. Mi perdoni, ascolti, avvocato mi perdoni. Avvocato mi perdoni. Sì, sì. Allora, mamma, il contratto, allora, avvocato, a mamma, il contratto gliel'ha fatto la titolare di questo appartamento. Sì, poi è deceduta, poi hanno fatto un subentro online, va bene. È subentrata la figlia col figlio, però il figlio non l'ha firmato ma l'ha fatto online, ci siamo? Io però, cioè, io che adesso vuole la mia casa, che era sempre della sorella, della signora, il fratello è diventato proprietario, però a me non me l'ha fatto il fratello, io non ce l'ho contratto fatto al fratello. Allora, io avvocato volevo andare in finanza ci posso andare a denunciare. Guardate, vi ho detto di andare all'Agenzia delle Entrate, cosa c'entra la Guardia di Finanza? Allora, se voi dovete denunciare il proprietario di casa perché naturalmente non andando a registrare un contratto di locazione, quindi c'è un'elusione fiscale, ma guardate, ci pensa benissimo l'Agenzia delle Entrate, quindi nel momento in cui viene fuori... Quindi ecco, andate a risolvervi il vostro problema contrattuale, che è la cosa più importante. Io all'Agenzia delle Entrate, mi scusi, ci sono già andata e mi hanno detto che il contratto lo posso fare io. Lo posso fare io, avvocato, vero? Può registrarlo. Il contratto lo posso registrarlo io. Sì. Certo. Vi ho anche detto, recatevi presso un'associazione di consumatori dove ci saranno dei legali a vostra disposizione, perché così vi possono seguire su quello, sulle varie tappe che dovete compiere.
Va bene, Ok, signora. Va bene, grazie, molto gentile. Grazie a lei. Allora, a proposito di contratti, lo ricordiamo, per accedere, no, al reddito di cittadinanza o al fitto casa, insomma, registriamoli questi contratti. Insomma, quando Bisogna registrarli perché la registrazione dei contratti è proprio una norma anti-elusione fiscale, sia ricordiamo tutti quanti il contributo fitto casa, sia ricordiamo tutti quanti naturalmente il reddito di cittadinanza. Ma la carta REI, il reddito di inclusione, prima ancora il SIA, che è il sostegno inclusione attiva, insomma in questi anni ce li siamo sviluppati tutti quanti queste misure, per cui sappiamo benissimo che ci vuole la registrazione degli atti perché naturalmente da lì c'è una fotografia di quello che noi paghiamo e poi perché tutti questi atti presuppongono una tassazione. Certo, intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove chiama? Sono Salvatore da Rente, volevo fare una domanda all'avvocato. Prego, la sta ascoltando. Grazie. Allora, avvocato, io ho fatto la domanda per il reddito di cittadinanza presentata all'ufficio postale. Quindi? E quindi nel frattempo, che sto attendendo l'esito, ho avuto la fortuna di avere un contratto di assunzione, quindi sono stato assunto per un lavoro. E questo ci fa piacere, è una bella notizia. Grazie. Senza i navigator Grazie. siete riuscito ad avere un posto di lavoro. E E questa è una speranza per tutti. Ecco, questo complimenti. Grazie. Che cosa devo fare però adesso? Allora, naturalmente spero sia un contratto di lavoro che sia a tempo indeterminato, full time, eccetera, eccetera. Purtroppo no, è comunque temporaneo. Allora, però, diciamo, le comunicazioni di legge sono stati fatti, INPS, INAIL, è un contratto di lavoro registrato comunque, no? Quindi avete un contratto nei modi e termini di legge, anche se a tempo determinato. Che cosa dovete fare? Dovete, entro 30 giorni da quando avete presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, con le stesse modalità, voi siete andati all'ufficio postale e all'ufficio postale, lì ci sono i moduli, dovreste avere anche un numero di protocollo che vi è stato inviato, un identificativo della domanda che avete fatto, ma se non vi è stato ancora mandato, entro 30 giorni, con la fotocopia della domanda che avete fatto, che c'è il timbro della posta, mandate il contratto il contratto di lavoro che voi avete sottoscritto, perché questo è l'unico, diciamo, obbligo che avete. Entro 30 giorni dovete dichiarare tutte le variazioni, sia economiche e sia anagrafiche, quindi se in famiglia entra una persona o una persona esce dallo stato di famiglia, quindi tutto quello che viene spostato lo dovete dichiarare entro 30 giorni, per cui voi entro 30 giorni dovete comunicare, quindi allegando, diciamo, la fotocopia del contratto di lavoro e basta, questo, in modo tale che poi voi riceverete una somma di denaro che terrà conto di quello che voi prendete. Se poi nel corso del tempo, perché sapete benissimo che il reddito vale a vigenza 18 mesi, stacca un mese, poi altri 18 mesi, se in questi anni cambia, speriamo in meglio, la vostra situazione, che avrete un contratto full time, comunicherete l'ulteriore cambiamento. E quindi tutte le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quando sono avvenute. Quindi l'unico obbligo di legge è questo, per non perdere, diciamo, quello che riceverete a titolo di reddito di cittadinanza. Intanto speriamo che poi si trasformi a tempo indeterminato questo Speriamo che sia indeterminato, per cui... E che non abbia più bisogno del reddito di cittadinanza, questo... questo è di base. Grazie ecco. ancora. Complimenti, a risentirci. Grazie anche a lei. Ogni tanto una buona notizia, insomma, c'è, insomma, in attesa di avere poi materialmente questa carta per il reddito di cittadinanza, in attesa che i navigator vengano assunti e che... Complimenti al telespettatore che molto probabilmente se lo è cercato il lavoro. Certo. Il datore di lavoro non è andato a bussare a casa sua.
Certo, però insomma ogni tanto una bella No, è una buona notizia, ecco, la accogliamo con piacere. E noi su questa bella notizia oggi ci dobbiamo fermare. Grazie all'avvocato Pierpaolo Rodighiero sempre per i preziosi consigli Grazie che ci a dà voi. ogni settimana e grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.